I ravioli della Croce Rossa di Cogorno per un pozzo in Niger, un pozzo per la vita. Torna nella sede della pubblica assistenza del Tiguglio la manifestazione di solidarietà che da sempre unisce la buona tavola con uno scopo benefico. Dopo l'aiuto concreto dato in questi anni a Lilianette, ragazzina cubana che necessitava di un delicato intervento chirurgico poi eseguito al Gaslini di Genova, questa volta le offerte raccolte durante la 3 giorni di festa saranno consegnate nelle mani di padre Mauro Armanino per un progetto missionario portato avanti dal sacerdote casarzese a Niamey in Niger, la realizzazione di un pozzo di acqua potabile ad uso domestico nel distretto della capitale dello Stato africano. Attraverso di lui siamo riusciti a trovare, per così dire, il gancio per poter fare questa opera. Questa opera verrà fuori dai risultati che ci darà la sagra, il ritorno dei ravioli. Speriamo che venga tanta gente. Diamo le coordinate per partecipare e sostenere questa attività, quali giorni e qual è la sede in cui si svolgerà l'iniziativa. Allora, presso la nostra sede, venerdì, sabato, domenica e lunedì. I giorni feriali solo la sera, la domenica anche a mezzogiorno. Cosa proporrà il menù e la manifestazione? Beh, è chiaro che il ritorno dei ravioli, il piatto principe sarà i ravioli, poi avremo anche altro, avremo roba al pesto, avremo il solito assao, le bruschette, eccetera, quello tutto un po', tutto un insieme che possa soddisfare il palato di coloro i quali vengono a trovarci. E non mancherà l'impegno dei volontari della Croce Rossa, che in questo caso saranno presenti per garantire il loro supporto. Ma solo i volontari, ecco, noi abbiamo un bel gruppo di ragazzi, un bel gruppo di giovani molto interessati a questa iniziativa, l'iniziativa dell'acqua per la vita.